Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoci, eccolo qua. Siamo in simultanea, siete in simultanea con Radio Libertà. Questo è Oltre la pagina, la trasmissione alla quale poi seguirà. Questo è Che giorno è? Oltre la pagina viene dopo. Scusate, un qui pro quod. Allora, intanto siete simultanei quando sono scoccate le 12:41 con Simone il Beneamato, beatamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e il sottoscritto, anzi il suo avatar, Ciccio Barbù. La commissione interna comunica che la temperatura in questi luoghi, in questi locali, è assestata a 24,7 gradi centigradi sopra lo zero, esternamente 18,6 sempre centigradi sopra lo zero, 46% l'umidità, 1010,6 millibar la pressione. Simone, il sottoscritto, ci troviamo a 137, si trovano, Simone, il sottoscritto, soggetto plurale, si trovano a 137,6 metri, sto per dire centimetri, sopra il livello del mare. 1010,6 la pressione in millibar, l'ho già detto. Quindi convenevoli formulaici, rispettiamo la tradizione con un abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma vi garantisco che ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché codesta è una radiovisione. Pertanto chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Poi gli altri supporti tramite i quali ci potete seguire ovunque voi siate sulla crosta terrestre con il vostro cellulare, grazie alle applicazioni iOS e Android che potete scaricare gratuitamente e facilmente, con estrema facilità, persino io ci sono riuscito. Poi la radio DAB, assolutamente, e poi ancora il sito radiolibertà.net, e poi il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà, dei nostri della nostra offerta, e dove ogni notte che il cielo manda in cielo, manda in terra, troverete le sinossi delle interviste che poi ascolterete durante Oltre la pagina. Poi Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremmo riconoscenti. Twitch, il social di ultima generazione. C'è anche YouTube a targhe alterne. Credo che di quel che c'è non manchi nulla, e andiamo a ricordare il numero telefonico. Volete intervenire? Lo potete fare liberamente, senza filtri né censure. 02 92 94 7222, oppure potete utilizzare il servizio WhatsApp. Potete fare anche entrambi, dai. 340 670 9659. Quindi linee aperte a partire da questo momento. Poi vi ricordo, ci sono i sondaggetti e c'è anche la musica per voi, perché vi ricordo, avete già sentito Gatto Barbieri, il tango, il jazz,
si sono conosciuti, si sono innamorati e si è scatenata una passione. Ultimo tango a Parigi, perché oggi è il genetriaco di Maria Schneider, l'attrice protagonista del famoso celeberrimo film di Bernardo Bertolucci con il gigantesco Marlon Brando. Lei era figlia d'arte, perché era figlia non riconosciuta dell'attore francese Daniel Jolan, mentre la mamma era era tedesca, che però aveva aperto una libreria a Parigi. Ha avuto dei problemi anche, credo, di salute mentale, eccetera. Ha sofferto molto anche quella parte interpretata in quel film, che pensate fu mandato al rogo. Lo vietarono, lo censurarono, ne vietarono la proiezione e venne riproiettato, ridistribuito nelle sale nel 1987, tra la fine del 1986, l'autunno 1986, e poi quella volta in cartellone stavano anche dei mesi i film. Mi ricordo che andai a vederlo con un amico, solo. Dovevamo andare allo spettacolo delle 8, però abbiamo incrociato sul percorso, c'era un bar dove c'erano dei vecchi amici di football americano, insomma, anziché abbiamo cominciato a brindare, e insomma, anziché vedere Ultimo Tango a Parigi, abbiamo visto Ombre Rosse. Chi viene da quelle parti sa cosa significa. Alla fine siamo riusciti a vederlo comunque lo stesso. Fu un film grandissimo, come sono grandiose, indimenticabili le scene anche del tango, appunto opera di Gato Barbieri. Quindi questa è la scelta di oggi. Poi abbiamo una voce del jazz, del blues, del bebop, Sarah Vaughan, e poi vi faremo sentire oggi. Non ci sono, a parte Sarah Vaughan, non ci sono genetriaci, ricorrenze e commemorazioni non ci sono genetriaci di musicisti. L'unica è Sarah Vaughan. Abbiamo quindi Quentin Tarantino, quindi abbiamo il cinema, quindi abbiamo brani tratti da film che hanno o come attore o come regista una figura che oggi compie gli anni, il compleanno. Invece volevo presentarvi gli argomenti. Oggi c'è un argomento che ci riguarda, ve l'ho già anticipato ieri, e avevamo già concordato questa intervista nei giorni scorsi, e diciamo arriva quasi a fagiolo, perché parleremo delle gang, parleremo dei Maranza, parleremo di coloro che rubano, borseggiano, dei farabutti, ma attenzione, perché ci sono delle gang criminali organizzate che hanno una diffusione internazionale, la Mara Salvatruccia, l'MS 13 o la Bario 18, quindi 18esimo Street Gang. E come avete visto, come avete sentito ieri, siamo stati anche indirettamente toccati, perché Sveva è stata ha subito le conseguenze indirettamente di un borseggio in metropolitana. Allora, usato un piccolo sforzo di immaginazione, di fantasia. Sapete da dove vengo, i 37 e 38 che mi seguiscono sanno, vengo da aree dove diciamo l'impietà è piuttosto diffusa, la bestemmia è diffusa. Ecco, diciamo che se dalle nostre parti fossimo musulmani, le osterie del Friuli e del Veneto sarebbero dei bagni di sangue, Allora, tutto quello che io posso immaginare in quei termini ce l'ho in testa dopo, quando sento queste cose, visto che intanto ci sono persone che non amano, giustamente, e meritano rispetto, quindi assolutamente mi risparmio. Poi questo non è la mia radio, questo è un microfono, è un luogo pubblico, però sappiate che io ho in testa il peggio del peggio delle parole più
più brutte, perché anch'io come voi, la mia compagna è stata rapinata 2 anni fa, quando ero a Pordenone ho subito furti 2 volte, mi sono entrati in casa gli zingari che non rubano, biciclette come se piovesse, non si va neanche più a denunciare. Ma io sono come tanti, no, e francamente comincio ad averne. Poi una ragazza come Sveva, pensate ieri ci spiegava Sveva, quella persona, e ripeto, bip bip bip, che ha rapinato una signora, un'anziana, gli ha rubato la borsetta dove c'era la pensione. Dove c'era la pensione. Cosa farà adesso quella signora? Sì, sono retorico, sono demagogico, però sono incazzato nero, soprattutto. E penso che una persona normale, per bene, comune, debba essere incazzata nera, perché se non sei incazzato nero, se pensi, no, poverino, lui è figlio, è frutto di una società ingiusta che discrimina i poveri, eccetera, non sei una persona per bene, non sei una persona normale, non sei una persona con la quale io vorrei a che fare. Poi ha fatto cadere un'altra ragazza che probabilmente, diceva Sveva, stava urlando e piangendo, si è spaccata il gomito, e Sveva ha preso una brutta botta alla caviglia. Ieri era tutto il pomeriggio che aveva una faccia che mi faceva, si dice in friulano diol, no? Perché si vedeva che soffriva, si è sacrificata. Ecco, posso dirvi che ne ho parlato con altre persone. Posso dirvi una cosa, che due donne mi hanno detto quello che avrebbero fatto a costui. Sono rimasto anche 2 donne preparate, colte, mature, dolcissime, 2 persone veramente come si deve, e chiacchierando con loro non hanno usato linguaggio, pesante, hanno solo detto quello che gli avrebbero fatto, che non è proprio quello che gli avrebbe fatto quel consigliere o quella consigliera trans del PD, che stigmatizzava quel ragazzo che fotografava e filmava le borseggiatrici in tram. Lo accusava di violare la privacy, lo accusava di razzismo, anche dopo che era stato massacrato aveva la faccia tumefatta di botte prese dagli zingari che non rubano, e questa consigliera comunale. Io non vorrei conoscere chi ha votato questa consigliera per dirgli quello che penso di lui, senza usare parolacce. Sono bravissimo anche nell'usare la lingua italiana in termini anche pesanti, senza usare il turpiloquio. E, insomma, parleremo di tutto questo. Parleremo anche dell'articolo 52, perché è un'associazione, Movimento Articolo 52, si rifà all'articolo della Costituzione, quello che dice la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, e cominciano a circolare già i filmati di questi, non si sa chi siano, hanno già preso 2 o 3, io ne ho visti 2, non so se ce ne sono di più, hanno preso questi Maranza che avevano borseggiato una ragazza o insomma, erano stati, diciamo, visti borseggiare. Li hanno presi, li hanno circondati e gliene hanno date tante. Mamma mia, il diritto, siamo una società di uno stato di diritto, non è ammissibile che una persona si faccia giustizia da sé. La giustizia fai da te, è un rischio per la democrazia. Guardate che lo penso, c'è la mia parte razionale che pensa che sia una tragica sconfitta arrivare a questo. E sapete cos'è la tragica sconfitta? Che io ho pensato, avessi 20 anni di meno sarei anch'io lì con loro, li contatterei per dirgli: mi prendete? Ed è una sconfitta, è orribile. Io credo nello stato di diritto, io credo nella presunzione di innocenza, io credo che non si debba abbandonare la giungla, io credo che se nel momento in cui si arriva alla giustizia fai da te è la sconfitta totale, perché dopo nessuno potrà impedire a un prepotente più prepotente di me di massacrarmi di botte, quello che non funziona. Ma pensare che avere proprio l'inconfessabile, ma io lo confesso, sentimento di condivisione con queste persone è una sconfitta. Per me è una sconfitta, ma credo che sia una sconfitta peggio ancora per questo Stato, e che la smettano per favore di continuare a dire: "Gni, ma siete voi", a parte che io non sono al governo. "No, siete voi il governo, siete voi", no. La destra è il governo, ma chi comanda sono altri. L'avete visto tutti, quello che ha fatto Romano Prodi. Ha aggredito
Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, ha aggredito una giornalista. Se fosse stato un giornalista l'avrebbe aggredito, per esempio Pellegrini, 1,88 m, 135 kg. Addirittura adesso sono 134 e sono preoccupato, perché il mio standard io miro ai 140. Pellegrini, a intervistare, professor Prodi, pensa che i contenuti del manifesto di Ventotene che riguardano l'abolizione della proprietà privata, pensa possano essere applicati anche oggi? Mi avrebbe messo le mani addosso? Mi avrebbe tirato anch'io i capelli lunghi come ma è vero che io uso la coda. Mi avrebbe tirato la barba? Mi avrebbe aggredito in quella maniera? Ha aggredito la collega giornalista perché è una donna e perché lui è l'espressione dell'antico e vecchio patriarcato ed è il leader della sinistra. Ma non c'è una donna, una donnetta, se non ora quando, se non torno domani brucia tutto, non ce n'è una che abbia detto una che abbia detto Prodi, fai schifo, Prodi, vergognati, Prodi, hai usato violenza su una donna perché le ha messo le mani addosso, Cosa succede quando facciamo baruffa? Non si dice quando uno ti tocca la spalla o il petto, non gli dici giù le mani, tieni le mani in tasca. Lui cosa ha fatto? Ha fatto quella roba lì, con una donna che stava lavorando, non una che era andata a rompergli le scatole, una giornalista che stava lavorando. Però tutti muti, addirittura quello là, bravo Prodi, che ha dato una lezione ai sicari di Rete 4, ai sicari di regime. E l'ordine dei giornalisti muto, mutismo, rassegnazione stecca. E poi non solo, l'ordine dei giornali del G Lombardo, cosa ha detto? Il sindacato che ha detto ma un mazzo di fiori e 2 parole di scuse. Taralucci e vino, la peggio Vieta Italia, quella più schifosa, quella più macchiettistica che esista. Vabbè, mi sono lasciato prendere. Però penso sul serio. Sì, ho fatto una cosa sbagliata. Ho usato questo microfono per sfogarmi, perché io sono 2 o 3 giorni che parlo come se fosse un mio fatto personale, perché mi girano i coglioni che non avete neanche l'idea, come persona e come cittadino e come tutto. Come anche il fatto che questi, siccome sei di Radio Libertà, siccome sei della Lega, ti hanno la spocchia, ti accusano, eccetera. Matteo Fais invece, parliamo di una cosa, di Elena Maraga, la maestra che è stata sospesa dalla scuola elementare della provincia di Treviso perché di notte pubblicava le sue immagini su OnlyFans piuttosto discinta. Si è creato una sorta di scandalo, ne ha parlato tutta Italia, ne ha parlato anche l'India. Poi vi facciamo vedere. In India si sono occupati di questo argomento. E Matteo Fais dice: alla fine siamo l'Italia di 60 anni fa, 58 per la precisione, che veniva stigmatizzata, che veniva ripresa da Fabrizio De André nel suo celebre Bocca di Rosa. Le cagnette a cui hanno tolto l'osso, i moralisti, eccetera, eccetera, eccetera. Va detto appunto anche che mi sembra l'abbia detto la maestra stessa, ha detto: se una maestra non è degna di fare il proprio lavoro perché pubblica le sue immagini su OnlyFans, i padri che hanno guardato OnlyFans sono degni di essere dei papà? Quindi mi sembra che non ci siano molti dubbi su come stiano le cose, anche se poi c'è, per carità, i moralisti, quello che si vuole, ma ne parliamo con Matteo Fais. E ecco, Sveva è tornata. Come stai? Sì. Ecco, vedete? Comunque, due tue colleghe signore come donne, persone per bene, preparate, mature, parlando del tuo caso, hanno detto, usando un linguaggio molto asciutto, mi hanno detto quello che avrebbero fatto a quella, e non è una cosa, cioè mi hanno detto che gli avrebbero fatto quello che
io a fatica pensavo che gli avrei fatto. E io diciamo questo, che se gli avessi fatto quello che avrei voluto fare a una figura del genere, oggi non sarebbe più sulla terra. Poi un conto è il sentimento, la volontà, e un conto è naturalmente l'azione. Allora, ehm c'è l'Amaro 18, Isola Bella, liquore anni '60, altri tempi. Era famoso a quei tempi come il Don Byron l'uva questo è Manzoni. Beh, per una volta ti applaudisco perché è bello Don Byron l'uva amaro, anni ruggenti. E allora ti rispondo con Soran: il pallore ci mostra fin dove il corpo può comprendere l'anima. Pausa, andiamo all'intervallo, tra tra poco e, poi magari qualcuno penserà che esagero, però quando si picchia una donna, quando, si ruba la pensione a un'anziana, quando si provoca lesioni a un'altra ragazza, in Pellegrinlandia non c'è il carcere. In Pellegrinland no, quando fai una cosa del genere, diciamo, non vogliamo arrivare all'estremo, allora diciamo che non sarebbe più in questo paese, diciamo che, ripeto, se io avessi preso, vi ricordate quando c'è stato il caso di quella signora in Versilia che con la macchina ha investito quel ladro che le aveva rubato la borsetta, ha investito e poi è tornata indietro. Se io fossi stato vicino alla mia compagna 2 anni fa, quando è stata rapinata, aggredita, vicino a Milano alle 3 del pomeriggio, io non guido la macchina, ma sono 135 kg, lo avrei massacrato. Cioè, dal cuore mi sarebbe arrivato quella spinta lì. Cosa devo fare? Devo vergognarmi perché voglio proteggere la mia compagna? Certo, non ha bisogno di me, però voglio dire, essendo il doppio più grosso di lei, diciamo uso la parte materiale per difenderla. Sono un mostro? Io sono un mostro, quello che l'ha rapinata e le ha dato anche un po' un brutto calcio, ancora ha dei dolori dopo 2 anni. Quello è una povera vittima della società. Io che dico quello che penso, cioè che gli avrei fatto, quello che ha fatto quella signora in Versilia, perché mi sarebbe proprio uscito dall'anima farlo, io sono il mostro. Questa è la società che vuole un certo tipo di pensiero corrente. A me non piace. Ovviamente è proprio è questa società che ti esaspera. Io non voglio uccidere nessuno, io intanto voglio che il rapinatore finisca in carcere per quello che merita. Io voglio che il rapinatore venga messo nelle condizioni di non nuocere. Ma a furia di vedere che i rapinatori non gli fa niente a nessuno e trovano consiglieri comunali del PD che li giustificano, allora l'esasperazione è tale, questa impunità è tale, addirittura viene premiato il rapinatore, il borseggiatore che depreda i più deboli, i più indifesi, i fragili, e allora c'è un sentimento di esasperazione enorme. Poi quando ti vedi qualcuno entrare in casa, come ho provato io tantissimi anni fa, hai un sentimento che solo chi lo ha provato può capire. Ho parlato che troppo. Pausa.
Dal produttore al consumatore, Sicurbet produce impianti d'allarme per case, negozi, uffici e capannoni e oggi ti presenta Dialogos, l'unico antifurto senza fili che ti permette di rimanere in casa d'allarme inserito e a finestre aperte. Sicurbet offre l'impianto d'allarme senza fili a partire da €950 con 2 anni di garanzia integrale. Telefonate subito al numero 348 71 59 492 per conoscere Dialogos e alle prime 5 telefonate il combinatore telefonico è in regalo. Ma sì, possiamo anche parlare liberamente, perché dicevo a Sveva, io ho detto, no, quelli di sinistra, ma io sono abbastanza vecchio da ricordare che quelli del Partito Comunista, quando si parlava di furti, violenza, eccetera, erano rigorosi e rigidi. Quindi c'è una deriva forse antropologica, prepolitica, culturale, non lo so. Allora, andiamo a leggere. Il Bianco Sarti con un baldo là, il tenente Sheridan. Non è la prima volta che mi plaudi, ma la terza. La massima citata è la stessa di ieri. Non dimentichiamo il Ferrochina Bisleri, fabbrica in via Solari a Milano. Ah sì, l'ho vista questa, l'ho vista, la Ferrochina Bisleri. Credo ci sia ancora, eh? So che ho visto lo stabilimento e poi grigio, il Petrus, l'amarissimo che fa benissimo, c'è ancora, si fa fatica a trovarlo, ma e poi il Bianco Sarti e poi la Sambuca Molinari, poi adesso la Sambuca va ancora moltissimo. Sono già ubriaco. Allora, oggi siamo messi che se reagisci a un furto o aggressione o intervieni, quello che mi trattiene sono i danni che poi gli avvocati gratuiti gli assistono. Ecco l'Italia di oggi, Maurizio. Vabbè, andiamo avanti, non avveleniamoci ulteriormente il sangue. Entriamo nei geneteliaci. Oggi è la giornata mondiale del teatro e domani, mi raccomando, con Patrizia Gallini in prima fila. Parleremo del teatro San Babila e poi altro ancora. Oggi è la Madonna dei lavoratori, questo mi piace. Poi geneteliaco di Titina De Filippo, figlia e sorella d'arte, figlia di Edoardo Scarpetta e sorella ovviamente di Edoardo e Peppino. Quindi è stata anche una grande attrice, comica, ma a teatro, insomma, non solo comica, comica al cinema, drammatica a teatro, non nel cognome del padre, insomma, davvero. Gloria Swanson, uno dei film più di Billy Wilder. Lei ha avuto 3 nomination, 0 Oscar. Lei è Norma Desmond nel Gloria del Tramonto e il Viale del Tramonto, quando scende la scalinata finale dopo aver ucciso l'amante. Luce che è stato anche, c'era un gioco da specchio, l'autista del film, che precedentemente era stato un celebre regista, anche nel film l'attore che impersona l'autista era Eric von Stroheim, che era stato un grande regista. Infatti Luci è un film davvero, qualcuno dice che sia stato l'ultimo grande film dell'epopea hollywoodiana. Avevo letto un'osservazione del genere da parte di qualche critico, proprio perché mostrava anche la degenerazione che stava avvenendo a Hollywood. Questo è un argomento che magari potremmo trattare col grande Vincent Vega, Vincent De Maio. Poi abbiamo Karl Barks, che è il creatore di Paperon de Paperoni, uno dei personaggi credo più iconici del mondo di Walt Disney. Chiedo scusa se uso questo termine, non me ne vengono altri, però poi anche mi piace iconici, perché scusate un attimo, dove siete? Non fate sempre i seri. Io prima sono stato addirittura melodrammatico, perché
quando parli di queste cose. Adesso un attimo, tiriamo il freno a mano e pensiamo alle cose un po' più divertenti. Adesso non so se Sveva conosce, hai presente Paperon de Paperoni quando si tuffano i soldi, quando si tuffano i soldi, lo vedi boing, 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 e fa il tuffo come se fosse un salmone, un pesce, insomma, è una delle immagini più divertenti, più geniali anche. Pensate che Karl Barks si no, non si è ispirato, ma, era venuto a Firenze agli Uffizi a copiare i disegni di Michelangelo, di Leonardo, proprio per affinare la sua tecnica e la sua arte. Quindi Paperon de Paperoni è anche un po' indirettamente figlio del Rinascimento, fiorentino, figlio del disegno di Leonardo, figlio del disegni di Michelangelo. Poi avevo detto Sarah Vaughan, la grande interprete jazz blues, e poi Maria Schneider, Ultimo tango a Parigi. È davvero un peccato invecchiare. E poi Niccolò Zanon, che ha scritto testi sulla Costituzione, è stato vicepresidente della Corte Costituzionale. Niccolò Zanon, che è stato più volte anche a suo tempo intervistato dal sottoscritto per Radio Padania, e quindi auguri a lui. Tra l'altro cognome veneto, ma lui è piemontese. Bellissimo, qui torna in gioco Vincent Di Maio, che adora Quentin Tarantino, che oggi compie 62 anni. Gli hanno chiesto, se, ha in mente di fare Pulp Fiction 2. "Non potrei", ha detto, "però potrebbe usare gli stessi personaggi per un nuovo film". Quindi Mr. Wolf. Allora, Vincent Vega non lo può più usare perché, in Pulp Fiction 1 muore, anche se poi può farlo rivivere, come succedeva anche in Amici miei, perché il Perozzi muore alla fine. Penso di non spoilerare nulla perché non è un film giallo comunque, Amici miei. Il giornalista Perozzi muore ehm, alla fine la frase, "Andate fuori dai coglioni che devo morire", agli amici. Perozzi, Philippe Noiret, che poi però rivediamo ugualmente Amici miei, atto secondo. Quindi può tornare benissimo, come penso che tornerà. Poi, ehm beh, una mente geniale come quella di Quentin Tarantino può inventare di tutto, in effetti. Stavo pensando, i 2 violentatori per esempio che vengono uccisi, potrebbe in un gioco temporale, potremmo rivederli, e tanti altri insomma. Intanto credo che siano tutti in vita ancora gli attori, perché ridendo e scherzando, se non sbaglio, Pulp Fiction del 1994, quindi un film che ha 31 anni. Quindi quando dico sembrerei lugubre dire che, sono tutti in vita, con il sì, sono ancora tutti in vita, come se dicessi chissà che. Potrebbe qualcuno dopo 30 anni potrebbe non esserci più. E poi abbiamo un altro intervento. Oggi Manzoni è, in giornata rievocativa. Ernesto Calendri col Cinar. Scusate se torno a usare l'immagine iconica, è un'immagine contro il logorio della vita moderna. Ernesto Calindri, che è stato un grande attore, ma come è successo non solo a lui, anche ad altri negli anni '70, grandi attori, soprattutto di teatro, che poi diventano famosi con gli spot, con la réclame, con i caroselli. Lui, Ernesto Calindri, era
di Certaldo come l'allenatore della nazionale italiana di calcio, Spalletti se non sbaglio, e come Boccaccio, come Giovanni Boccaccio. Quindi Certaldo ha dato natali a figure che sono in qualche modo, fanno parte davvero a diverso titolo della storia italiana. E poi oggi abbiamo un buon compleanno a Luca Zaia, quindi da Godega di Sant'Urbano, che più o meno alle porte di Conegliano, i colli del Prosecco, che sono posti veramente belli. Poi c'è, va bene, solita retorica, c'è davvero, per fortuna, qualcuno dice peccato che in Italia ci siano gli italiani, ma di sicuro l'Italia, comunque i colli del Prosecco sono stati nominati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, sono stati ammessi, sono stati riconosciuti, scusate, non nominati, riconosciuti come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e sono effettivamente bellissimi. Poi adesso ho perso, io, gliel'ho detto anche a Sveva, a lei piace visitare, se ti capitasse, chiaro lì c'è Venezia, ma un giro a Conegliano lo farei. Primo perché è una città sulla collina, è un paese, avrà 30.000 abitanti, quindi non piccolissimo, sulla collina, quindi è molto caratteristico perché va in su. E poi, non so se tu sia un'analcolica, lì puoi bere, ai miei tempi, non so se sia ancora così, il prosecco, non quello spumantizzato, proprio è frizzante naturale praticamente. Se vai nell'osteria, beh, ed è in estate, le osterie di una volta, che sono, quella volta non c'era l'aria condizionata, però c'era l'ombra, i muri, non le mura, i muri grossi, quindi stavi all'ombra, eccetera, un prosecco, un crostino, un tramezzino e si stava, e c'era benessere, assolutamente. Ernesto Calindri abitava in via Pontaccio 5-7. Fin lì non arrivo, Manzoli. Vediamo se trovo eh, una risposta di Soran, cercando di non ripetere. Non me ne ero accorto, devo segnarle. La gente esige che si abbia un mestiere, come se vivere non lo fosse già un mestiere, è anche il più difficile. Allora, eh, comunque quello che non ho capito, vuoi dire Manzoni che abitava qui a Milano, probabile come attore, probabile che abitasse qui a Milano. Allora, begli anni. Era anche un'Italia migliore, cioè, era sicuramente belli perché non avevo la panza e avevo il pelo bruno e poi tante altre cose, ma credo, cioè era l'Italia degli anni 70, era quella del terrorismo ed era brutta, ma nel complesso quell'Italia lì, che c'era anche un'Italia vera che non era solo quella del terrorismo, mi sembra fosse un'Italia un po' migliore, dai, era un'Italia meno, meno stressata, meno stanca. Adesso c'è un'Italia stanca, quella è un'Italia viva. No, Italia Viva no. Italia Viva no, non lo dovevo dire. La parola chi ce l'ha? Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini. Allora, Buongiorno. auguroni anche da parte mia per Luca Zaia. Assolutamente. Seconda cosa, il governo italiano, signor Pellegrini, mi sembra che ha lanciato a inizio 2024 il piano Mattei, che mira, secondo me, ad essere un programma di rinnovamento strutturale nei rapporti con i paesi africani, in sinergia, dico io, tra istituzioni, terzo settore e imprese. Non so poi se sbaglio qualcosa, me lo dice lei. Siamo alle fasi iniziali, signor Pellegrini, e rimane da vedere, secondo me, come le iniziative proposte si tradurranno nel lungo periodo, perché per dire la verità io non ho più sentito neanche parlare di questo piano Mattei, un po' di tempo non si sente più parlare. Ma certamente si è visto come questo abbia mobilitato, mi sembra, una grande attenzione nei confronti dell'Africa del nostro paese. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Grazie. Sì, il piano Mattei, credo che
so che era stato portato avanti, secondo me, era uno degli inizi e fin dall'inizio della politica estera voluta da Giorgia Meloni. E quello che io avevo osservato, mi ricordo anche, ne abbiamo parlato più di qualche intervista, è che c'era stata una certa regolarità, una certa continuità, quindi non più solo l'annuncio, ma anche l'applicazione di quello che veniva in qualche modo programmato. Non se ne parla più da qualche tempo, credo sia dovuto anche allo sviluppo della situazione geopolitica. Sicuramente la vittoria di Trump, come dicono quelli bravi, l'autunno scorso e poi l'insediamento il 20 gennaio ha spostato parecchio, diciamo, l'attenzione su altri binari. Penso che comunque, se questo programma è stato avviato, ci sia la diplomazia sul campo che continua a portarlo avanti. Mi dispiace, però non so dire altro. So che qui, come Radio Libertà, oltre la pagina, abbiamo cercato di seguirlo sempre con puntualità, insomma. Adesso io direi di offrire un'altra primizia musicale, un'altra prelibatezza, musica per voi, e poi andremo a concludere con i sondaggetti. Ed eccoci di nuovo in diretta. Avete sentito questa contaminazione tra jazz e tango, opera di Gatto Barbieri e colonna sonora del celeberrimo ultimo tango a Parigi. Ehm, Devo dire, delle note che ti trascinano, alla danza, davvero, ti fanno immaginare, ti fanno venire il desiderio di, muovere il il tuo corpo in armonia con le note. Dicevo a Sveva che qualche anno fa inopinatamente vinse il campionato mondiale di tango una coppia di giapponesi fantastici, fantastici, eran veramente bravi, bravi, bravi. D'altronde uno dei massimi esperti di lingua sarda insegnava anche all'Università di Cagliari, se non ricordo male, era, un giapponese. Quindi, onore al merito.
Andiamo allora a vedere cosa ci offrono i rilevamenti demoscopici, sondaggetti. Abbiamo solo un dato Istat. Oggi la condizione di vita e il reddito delle famiglie anni 2023-2024. Nel 2024 il 23,1% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale, nel 2023 era il 22,8%. Si trova cioè in almeno di una delle tre seguenti condizioni: a rischio di povertà, in grave deprivazione materiale e sociale, oppure a bassa intensità di lavoro. La quota di individui a rischio di povertà si attesta sullo stesso valore del 2023, 18,9%, e anche quella di chi è in condizione di grave deprivazione materiale e sociale rimane quasi invariata, 4,6% rispetto al 4,7%. Si osserva un lieve aumento della percentuale di individui che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro, 9,2% e 8,9% nell'anno precedente. Nel 2023 il reddito annuale medio delle famiglie, 37.511 euro, aumenta in termini nominali, più 4,2%, ma si riduce in termini reali, meno 1,6%. Nel 2023 l'ammontare di reddito percepito dalle famiglie più abbienti è 5,5 volte quello percepito dalle famiglie più povere, in aumento dal 5,3% del 2022. Fermiamoci con questi dati, togliamo la condivisione e andiamo a concludere il che giorno è, perché tra pochi minuti andiamo proprio a parlare di ciò che ha provocato il mio sfogo. Forse ho ecceduto, chiedo scusa, ma sgorgava dal cuore, perché coloro che rapinano, borseggiano, picchiano le persone più indifese, la signora di ieri, le hanno rubato la borsetta con la pensione. Un'altra ragazza che è stata travolta, mi diceva Sveva, piangeva, urlava, si è spaccata il gomito, sicuramente. Sveva che ha avuto, è stata colpita la caviglia, si è fatta male la caviglia. Allora è chiaro, è brutto che io dica che tu, Sveva, e l'altra ragazza siate indifese, però è chiaro che fisicamente una donna, diciamo, deve concedere chili e centimetri a un maschio, ma in ogni caso se ero io magari cioè, mi cadevo lo stesso, ed essendo un obeso cadevo male, mi facevo anche peggio. E penso alla signora che ha perso la pensione. Cosa fa? Poi sappiamo come ragionano, come riflettono le persone più anziane. Incolpano se stesse, si vergognano, si vergognano. Poi si vergognano, non chiedono aiuto perché sono orgogliosi, i vecchi sono più orgogliosi tante volte dei giovani, e gli anziani, se volete. E quindi questo ne parleremo tra poco, perché poi qui a Milano, in Maranza, c'è tanta, tanta carne al fuoco con Francesca Musacchio. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Eccoci allora, e tra poco avremo il primo argomento, tra l'altro l'argomento di cui parleremo con Francesca Musacchio è anche a vostra disposizione su OCS.report, di cui lei è direttore. Quindi se svolgete una ricerca trovate questo articolo che parla dei Maranza, parla dei Mara Salvatrucha, parla del Bario 18, parla degli articolo 52, il movimento articolo 52, parla della situazione anche a Milano, e anche una situazione che in realtà non si può solo pensare circoscritta a Milano, tra l'altro anche nei piccoli centri, insomma c'è una situazione sempre più diffusa di malvivenza, di aggressioni, di borseggi, di quello di cui abbiamo parlato anche prima. E lì potete proprio trovare la ricostruzione. Ma intanto potete ascoltare il direttore di OCS.report, la leggiamo anche sul Tempo, Francesca Musacchio, che torna ai nostri microfoni. Bentornata Francesca, grazie per essere qui in collegamento. Grazie a voi, bentrovati. Allora, il termine Maranza è quasi suscita, come dire, un sentimento non di allarme, un suono pittoresco quasi. In realtà dietro c'è un fenomeno sempre più grave, sempre più allarmante, e io voglio sempre sottolinearlo. Attenzione, che si tratta di un fenomeno di cui sono vittime la parte di cui è vittima, la parte più fragile, più indifesa della popolazione, gli anziani, le persone indifese, quelle persone che diciamo che poi, vittime di questi soprusi, hanno anche più difficoltà nel riprendersi. Insomma, faccio un discorso un po' comunista: i Maranza, le gang eccetera non vanno mai a rubare in casa dei ricchi, forse anche per quello che non gli importa niente a nessuno e sono impuniti. Ricordo che l'unica volta, anni fa, hanno rubato in casa del sindaco Sala, il giorno dopo hanno ritrovato la refurtiva, che era in un campo zingari, chiamato così addirittura dal Corriere della Sera. Sono passati un po' di anni, me lo ricordo benissimo. Ecco, se a me rubano la bicicletta e io la vedo nel campo zingari, mi dicono no, non si può entrare perché è proprietà privata. E quindi così stanno le cose. Allora Francesca, mi sono lasciato prendere dalle parole, perché comunque è un argomento che tocca tutti noi. Sì, decisamente sì, è un argomento che tocca tutti, perché tutti possiamo rimanere vittime di queste vere e proprie gang, perché queste sono che dilagano in tutte le città più o meno grandi, più o meno complicate. Ci sono a Milano, li chiamiamo Maranza, a Roma non lo so, potremmo avere un altro nome, ma ci stanno anche qui, insomma. Ed è un problema grave, un problema gravissimo, e la risposta che in questo momento, risposta tra virgolette, che in questo momento viene data, cioè questa diciamo di una sorta di gruppi di autodifesa, di autocontrollo, è ancora più grave, nel senso che denota l'incapacità da parte dello Stato di controllare adeguatamente i territori per la sicurezza della popolazione e dei cittadini. Perché se un gruppo di persone decide di farsi giustizia da solo, okay, o comunque rendere tra virgolette un servizio alla comunità, andando a caccia di questi personaggi che compiono reati
si potrebbero definire, si definiscono in realtà di criminalità comune, furti, scippi, magari spacciano, tutte queste attività, diciamo così, e che però il controllo dello Stato non riesce ad arginare. Allora è preoccupante, io mi preoccupo moltissimo del fatto che c'è un gruppo di persone che decide di scendere in campo e di farlo a modo suo, con i suoi mezzi. E questo qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma insomma, no, è perché poi a un certo punto, quando si arriva al livello in cui presumibilmente siamo adesso, se diciamo abbiamo notizie di questo articolo 52 della Costituzione, che va a farsi, diciamo, giustizia in giro, allora a questo punto noi abbiamo un problema come Stato, come comunità, come istituzioni, abbiamo un problema, e che, ripeto, è quello dell'incapacità da parte dello Stato di mantenere il controllo e la sicurezza delle strade. E, c'è anche in questo articolo c'è anche un quadro allarmante, perché non si tratta di fenomeni circoscritti, per quanto comunque incontrollati, ma ecco, lo chiedo a te, Francesca, è un fenomeno diffuso e non solo in Italia. È in qualche modo figlio questo fenomeno di un'immigrazione che non è sempre meno controllata, è sempre più fuori portata, è sempre più impunita nelle sue manifestazioni criminali, che sia islamica, ma vediamo anche ci sono gang, feroci gang sudamericane, vediamo anche quindi cattolici, presumibilmente cattolici, quindi certo nei confronti dell'Islam, tra l'altro anche qui fammelo dire Francesca, bisogna difendere l'Ucraina, perché difendendo l'Ucraina difendiamo la nostra Europa, i valori europei, ma se i valori europei sono quelli che vogliono mettere il velo islamico, sono quelli che vogliono proibire il nome di Maria, che vogliono proibire i valori cristiani, allora non so più cosa pensare quale sia l'Europa. Scusa, sono andato un po' lontano, però questa situazione è anche figlia di un quadro generale dove non è neanche escluso quella cosa che ho detto io, mi è scappata di dirla, non riuscivo a trattenermi, però è quell'Europa lì anche che poi porta ad avere questi fenomeni che vedevamo, casomai eravamo abituati forse a vedere nei film americani, i guerrieri della notte, 74-75 se non ricordo l'anno del film. Cosa ne Ma io pensi? sì, ma il problema non è una problema di religione, ok? E neanche di gruppo etnico particolare, no? Cioè, sono i sudamericani, sono gli arabi, è una situazione diffusa e deriva, ed è un insieme di fattori, ok? Quelli legati all'immigrazione ce li siamo detti qui, insomma, molte volte, ma secondo me è opportuno ripeterli, perché probabilmente viviamo un tale periodo di confusione sociale politico-sociale a 360 gradi, che si perdono spesso le coordinate del vivere civile, ok? Quindi l'immigrazione è uno dei problemi, ok? Perché se a un certo punto arriviamo ad avere una componente importante di persone che arrivano da altri paesi, ok, che sono fuori dall'Italia e dall'Europa, ok, ci troviamo una massa di persone che sulla carta cercano una vita migliore e provano ad ottenerla nei modi in cui ritengono opportuno farlo, ok. E però il problema poi fondamentale in tutto questo è che interviene, diciamo, in un momento quasi successivo, è l'integrazione di queste persone che spesso vivono ai margini. Io non mi stancherò mai di ripetere che, ad esempio, l'emblema del fallimento dell'integrazione legata all'immigrazione è la Francia in primis, poi ci sono anche altri fallimenti importanti in Belgio, in Svezia e via discorrendo, però diciamo che la Francia è l'emblema
di questo fallimento, dove esistono, ma ripeto, esistono anche altrove. Molenbeek, ad esempio, un quartiere profondamente islamizzato, dove che non è in Francia, che è profondamente islamizzato e che vive praticamente delle situazioni all'interno delle quali in quei posti non si può entrare, la polizia non può entrare perché sono territorio straniero, va bene? E questo sta succedendo anche da noi. E quindi la mancata integrazione, i problemi economici che sono comuni agli italiani e agli stranieri, nel caso degli stranieri evidentemente si accentuano per tutta una serie di motivazioni che conosciamo, è chiaro che poi si arriva anche a questo. E nel caso, nella fattispecie delle baby gang, c'è un problema di integrazione, ma c'è un problema anche di, come dire, della capacità dello Stato di offrire alternative a questi giovani, che siano sudamericani, che siano arabi, che siano italiani, perché non è che in questi gang non ci sono anche gli italiani, e capacità di offrire alternative valide, credibili a questa popolazione di giovani che evidentemente non va a scuola, non lavora, è affascinata dal mito della malavita in generale, dei soldi facili, delle macchine, di tutto ciò che in qualche modo viene ancora continuamente veicolato, ad esempio dai social, attraverso profili di presunti influencer che mostrano un mondo facile, una vita facile se compi determinate azioni illegali, poco importa, ma chi se ne frega, tanto tu riesci ad avere la possibilità di avere tanti soldi, di avere macchine, vestiti, viaggi e tutto quello che queste attività portano a livello di anche di presunto potere, ok, di essere in grado di comandare, di essere più forte degli altri perché tu riesci anche ad avere una pistola, a maneggiarla e se occorre potresti anche essere in grado di usarla. È un messaggio terribile che però io non so come possiamo provare ad invertire la rotta. Sicuramente una grande responsabilità, non totale, ma una grande responsabilità ce l'hanno anche i social, e ce lo diciamo sempre, ripetiamo questo mantra ormai da tempo, però poi alla fine io non vedo nei fatti azioni concrete da parte delle istituzioni per arginare questo fenomeno. Non c'è una vera presa di posizione da parte delle istituzioni in questo senso. Non basta dire i social vanno gestiti, i social, non basta dirlo, bisogna fare anche qualcosa, bisogna magari provare a intercettare questi giovani nelle scuole, in quei contesti nei quali orbitano, e offrirgli delle alternative, perché se tu non gli offri un'alternativa evidentemente loro sono autorizzati a risponderti, ma insomma io non faccio questo, allora che cosa devo fare? Devo morire di fame, devo vivere una vita di stenti, precaria e via discorrendo. E se lo guardi dal loro punto di vista, paradossalmente è anche giusto. E Ti poi ci chiedo, sono quelli che naturalmente provano gusto a delinquere, a prescindere da tutto. sì, ti chiedo quanti, è un discorso che continua questo, è un filo conduttore, quanti danni fa la divisione che c'è? Un tempo la condanna verso gli atti criminali era abbastanza unanime, no? Che tu fossi Democrazia Cristiana, che tu fossi Partito Comunista, cioè, diciamo lì era la linea di confine. Adesso io a parte queste immagini di questi giorni di Romano Prodi che mette le mani addosso a una giornalista, no? E ho pensato, lo dicevo agli ascoltatori, se ci fossi stato io non mi avrebbe messo le mani addosso, quindi vuol dire che ha messo le mani addosso la giornalista perché è una donna, quindi un gesto da patriarcato incredibile. Non ha detto niente nessuno, anzi ci sono stati più autorevoli, si fa per dire, giornalisti che hanno detto bravo Prodi, così si puniscono i sicari della destra di regime. C'è una cosa, l'ordine dei giornalisti, non ti dico quello che ha detto il sindacato della Lombardia, ha detto ma un mazzo di fiori, 2 parole di scuse, tarallucci e vino, cioè, ecco, ma anche
quello che ha detto il sindaco, il caso Rami, il sindaco Sala e il suo consigliere Gabrielli, che è ex capo della polizia, all'inizio hanno accusato espressamente le forze dell'ordine per quell'inseguimento. Quando dopo un'indagine, un'inchiesta, si è dimostrato che si è svolto tutto secondo le regole, cosa ha detto Sala? Ma adesso aspettiamo il verdetto finale. Cioè, prima hai parlato, poi quando sei stato smentito non aspettiamo il verdetto finale. Cioè, questa divisione, queste contraddizioni, questa incoerenza sta esasperando, e che da questo che nasce il movimento articolo 52, penso di poter Certo, dire. ma Prego. certo, ma è chiaro, perché le persone sono esasperate per il senso di impunità diffuso che c'è, che attualmente è presente nella società. È un senso di impunità diffuso, per cui tutti possono fare tutto, tanto alla fine male che va, te la puoi cavare con una denuncia, sì, ma poi vediamo, me la gioco in tribunale. Questi malanza che vanno per strada lo sanno perfettamente come funziona, sanno che in fondo se li fermano, a meno che non commettono un reato straordinariamente grave, come può essere un omicidio, ma anche lì ci possono essere delle attenuanti e diciamo altri casi di cronaca di questi giorni ce lo hanno dimostrato, o degli errori o delle valutazioni diverse, ma comunque questo è un altro argomento. C'è un senso di impunità diffuso, sanno perfettamente che se li beccano con che ne so, tot quantitativo di droga X, sì, possono finire dentro, però poi gli danno i domiciliari, magari si fanno la denuncia a piede libero e poi continuano. C'è un senso di impunità diffuso che attraversa tutta la società, quindi è chiaro che a un certo punto i cittadini si stancano, i cittadini per bene, i cittadini onesti, quelli che lavorano, quelli che non si sognerebbero mai di delinquere per nessun motivo, che rispettano le regole, che fanno anche la differenziata, ok? E quindi rispettano tutte le regole che la società impone, giustamente per una convivenza civile. Può arrivare il momento in cui qualcuno è stanco di questa impunità. Con questo non voglio giustificare la giustizia fai da te, attenzione, cerchiamo di essere chiari, però capisco perfettamente che è un sentimento che può nascere, che si può sviluppare, che può attraversare le menti di persone che magari hanno subito un furto in casa, una rapina, uno scippo, hanno visto la propria madre scippata per strada da uno di questi baldi giovani. E può essere un sentimento che nasce e si sviluppa e ha poi delle manifestazioni attraverso queste azioni di giustizia fai da te. E quindi, tornando diciamo, al discorso precedente, probabilmente le istituzioni si dovrebbero chiedere che cosa sta accadendo e fare una riflessione profonda su quello che sta accadendo, perché non è normale che dei cittadini decidano di farsi giustizia di solito, tra l'altro accettando anche il rischio di avere poi loro dei problemi con la giustizia. Okay? Quindi se tutto questo succede, vuol dire che c'è un senso di esasperazione per un'impunità diffusa che riguarda tutti i settori. Quindi probabilmente le istituzioni dovrebbero interrogarsi molto di più, dovrebbero capire come provare ad agire senza schierarsi dalla parte del malvivente. Ogni morte, ce lo siamo detto, riferito alle guerre, a tutti i contesti nei quali ogni morte è un dramma, è una tragedia. Qualunque morte, ogni morte di un essere umano, di ogni essere vivente, certo. in generale è una tragedia. Ma non per questo dobbiamo accusare i carabinieri che stavano facendo un inserimento nel Statorami, perché per loro è un obbligo, lo stabilisce la legge, non possono sottrarsi dall'inserimento. E poi l'inserimento può andare a finire bene o male. Per me, Francesca, ne parlavo con ascoltatori, la sconfitta è questa. Quando un giovane maschio, no, ha pulsioni, eccetera, magari vendicativi, c'è sentimenti vendicativi, eccetera. Poi comincia l'età della ragione e comincia a capire che la legge è importante, indispensabile, che ti protegge, perché la legge ti protegge, il diritto ti protegge dagli altri prepotenti, a patto che tu poi però tu non puoi fare prepotente con gli altri, quindi la convivenza. Io questo l'ho realizzato tutto sommato ancora abbastanza giovane ed è stata una linea come cittadino, una linea che ho sempre sentito mia. La mia sconfitta è stata vedere quei filmati degli articolo 52
e dentro di me non si dovrebbe dire, ma li approvavo. Cioè, Certo. e per me è stata una sconfitta, perché io dico, non sono E non credo quello sia io, stato solo e tu a addirittura provare questo sto arrivando a sentimento, eh. pensare, Francesca, e poi ti do la parola, sono arrivato a pensare che se avessi 20 o 30 anni di meno probabilmente chiederei di far parte del Ah, movimento articolo 52. E beh, è ma certo. una sconfitta per me non so, come persona, non lo so, perché finché non lo faccio, no, non è una sconfitta, ma come cittadino è una sconfitta totale. Ma io penso che il tuo pensiero sia stato un pensiero comune che ha attraversato le menti di moltissime persone, non soltanto la tua, perché, ripeto, è una reazione normale, legittima, insomma, umana, ecco, mettiamola così, una reazione umana davanti a tutto quello che ogni giorno siamo costretti a vivere. Ora, prendere una metropolitana, io sono donna, quindi devo fare un ragionamento ogni volta che esco di casa per andare a lavorare, per qualunque motivo esco di casa, devo fare un piano, non sto esagerando, è proprio così, devo organizzare un piano per cercare di non essere scippata, derubata, violentata, aggredita da X personaggi che trovi in metropolitana, per strada, ovunque. Io a dicembre dell'anno scorso mi hanno rubato il telefono in metropolitana, una roba veramente. Io li ho visti in faccia, ma l'identikit non è servito a niente e non servirà mai a niente. Quindi tutte le volte che esco di casa io devo ragionare, allora che ore sono? Sono le 10, di sera? No, le 22 di sera, forse uscire da sola in no, allora è una violazione della mia libertà. Questa è la vera violazione della libertà. Non, scusa il termine, quelle stupidaggini dell'antifascismo, del governo fascista e tutte queste altre menate che sentiamo tutti i giorni da esponenti, diciamo, più o meno importanti dell'opposizione, ma non solo, perché c'è anche una parte di società civile che continua a portare avanti questo tipo di discorso. Non più tardi di ieri ero in centro per motivi di lavoro e vedo una donna che aveva una borsa, sì, una borsa con una scritta sopra: io sono antifascista e me ne vanto. Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire? Su una borsa in pieno centro a Roma. Allora questo ti fa capire quanto questo concetto sia profondo, e non è quello dell'antifascismo, perché poi alla fine siamo tutti antichi. Che discorsi sono? Il problema è accusare qualcuno di fascismo perché non è d'accordo con quello che pensi tu, allora quello è fascista, e tu che vuoi imporre il tuo pensiero agli altri, che cosa sei? Un sincero democratico? Non credo. Allora è questo il problema, perché se noi sentiamo che esponenti della politica, delle amministrazioni comunali, locali, nazionali, continuano a mettere in dubbio la legittimità di un'azione dei carabinieri, della polizia, della finanza e di qualunque altra forza dell'ordine, tutto questo autorizza anche i maranza a comportarsi come vogliono, perché se viene messa in discussione dalle istituzioni il ruolo delle forze dell'ordine, abbiamo un problema enorme, enorme. E tutto questo però chi blatera di queste cose non lo capisce, e quindi senti la difesa del povero ladruncolo, la senti dal sindaco, la senti dai giornalisti, dai politici, e questo è un problema, perché tu delegittimi sostanzialmente lo Stato. Ma questo non lo capiscono, oppure non lo vogliono capire, perché in realtà secondo la loro interpretazione, in questo momento la delegittimazione dello Stato coincide con la delegittimazione del governo, dell'attuale governo. Però insomma, se voi siete anche forza di opposizione, fate comunque parte dello Stato, non siete al governo ma fate parte delle istituzioni, del Parlamento e dello Stato in generale, quindi dovreste essere voi i primi a non stare attenti a quello che dite, a non delegittimare le forze dell'ordine. Un sindacato di carabinieri Lusi qualche giorno fa ha fatto un comunicato stampa nel quale ha chiaramente detto: lo Stato manda per strada i carabinieri e poi li abbandona in tribunale. Credo che sia
una sintesi perfetta di quello che accade in questi tempi così cupi, così bui che ci troviamo a vivere. E sono molto cupi, sono molto bui, perché troppe cose non vanno nel senso nel quale dovrebbero andare, e spesso questo senso inverso è diretto, è condotto, è portato così alla ribalta da persone che dovrebbero invece difendere le istituzioni, dare autorevolezza a chi sta per strada per garantire la nostra sicurezza, non togliere autorevolezza. È sconfortante molto. Purtroppo sono tempi dove veramente sembra di dover dire oggi peggio di ieri e meglio di domani, cioè non si vede un orizzonte, non si vedono segnali, non si vedono lucette in fondo al tunnel, credo di poter dire. Francesca, purtroppo però devo dire che abbiamo finito il tempo. Allora, io intanto ti ringrazio. Grazie a voi. Ricordo, trovate l'articolo che riguarda quello di cui abbiamo parlato su OFCS.report. Francesca la leggiamo anche sul Tempo, OFCS.report di cui lei è direttore. Grazie e a risentirci a presto, Francesca. Grazie a voi, buona continuazione. E andiamo all'intervallo. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare, perché quando fischi è il cuore che canta. Provate a fischiettare, cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del rame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto! Ho avuto lo stesso pensiero. Comunque sia, A marzo, la scelta è in mano mia e quella poi la fiaba si rivelerà. più amata di sempre sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo, solo al cinema.
Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. È la vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine. Dal 20 marzo al cinema. Rientriamo. Sentivamo la pubblicità, la Gal Gadot nella parte della regina cattiva. Hanno messo un'israeliana, però facevo delle considerazioni sull'avvenenza davvero notevole. Tra l'altro Gal Gadot è anche un'attrice come si deve, molto brava. Io che si sa destreggiare anche in ruoli comici. Infatti viene usata anche in tanti generi di film. Non so se ha mai avuto una nomination, secondo me se la meriterebbe. Non aggiungo altro, vado a leggere oggi. Allora, sempre Manzoni che ci dice allora che Calindri abitava a Milano, era un gran fumatore di sigari e frequentatore di erboristerie. La pubblicità seduto nel mezzo della strada era fatta in Viale della Liberazione a Milano contro il logorio della vita moderna. Leggendario. Vediamo un po'. In notti senza fine il tempo risale nelle ossa e l'infelicità rimugina nelle vene. Non c'è sonno che arresti la muffa del tempo né aurora che addolcisca il fermentare del tormento. Fotocinare allora Soran. Grazie allora anche a Soran e grazie anche a Manzoni. Non dico una marea, ma una buona dose di mazzate le sto sentendo. Il refrain è sempre quello: cosa possiamo fare noi per integrarli, poverini? Mazzate, poteri speciali alla polizia e leggi che non lasciano spazio a interpretazioni sinistre, scrive Alberto. Intanto io ho visto, insomma, era passato il provvedimento, no, di poter cacciare di casa gli occupanti abusivi. Non dobbiamo accontentarci, ma un primo passo sì. Poi bisogna anche capire, no, che se hai a che fare, cioè, come fa a esistere in un paese normale, civile, comune, quello che volete, un paese per bene, come fa a diventare europarlamentare la Salis? Avrà pestato dei fascisti? Magari, per carità, però ci sono le foto del ragazzo che è stato massacrato, aveva il volto che sembrava un film horror. Lei dice di non averlo fatto, ma era accusata di averlo fatto e gli italiani l'hanno mandata al Parlamento europeo, ed è una che apre sempre la bocca, sempre da dire sulle case occupate. Cioè, un paese normale, un personaggio del genere verrebbe, in un paese civile, un personaggio del genere verrebbe addirittura ignorato, né votato né criticato, verrebbe ignorato, no? Ma Tasi non sta a dire stupidai, no? In un bar, al bar del Veneto, la mia parte, ma sta zitto, non sta a dire semenze, dai, Tasi e basta. Ecco, così verrebbero trattati. Gli italiani l'hanno fatta europarlamentare. Poi sul fatto di quello di cui l'ha accusata la legge Magiara, insomma, vorrei capire un po' meglio. Per il piano Mattei, belle parole a vuoto come altre, per fortuna abbiamo Di Maio. Questa è la nota di Maurizio. Affonda un sommergibile turistico nel Mar Rosso, almeno 6 morti e 9 feriti. Questa è una notizia drammatica. Mi sorprendo essere sorpreso, non sapevo ci fossero i sommergibili turistici. 45 turisti. Speriamo che si fermi il numero dei morti.
Vertice dei volonterosi a Parigi, Mosca, piani militari smascherati da peacekeeping. Missili su Tel Aviv, volo della IT Airways in atterraggio costretto ad allontanarsi. Vediamo l'apertura del Corriere. Scholz dopo il vertice dei volonterosi, tutti d'accordo, avanti con il sostegno all'Ucraina. Allora, adesso ci fermiamo perché diamo spazio a qui Parlamento. Simonetta Mattone prende la parola, ha preso la parola ieri in occasione della mozione di sfiducia respinta nei confronti del ministro Nordio. E allora sentiamo cosa ha detto questa importante esponente della Lega a Montecitorio. La parola a qui Parlamento, ci risentiamo tra un po' di minuti. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Ed eccoci di nuovo in diretta. Avete sentito le parole di Simonetta Matone, diciamo come si è pronunciato per la Lega riguardo la mozione di sfiducia. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti. C'è il sottomarino turistico che è affondato nel Mar Rosso, a bordo tutti i russi, almeno 6 morti, 29 tratti in salvo. Sto leggendo sempre il sito del Corriere. Scholz, dopo il vertice dei volenterosi, tutti d'accordo avanti con il sostegno all'Ucraina, finiscono online cellulari, email e password del capo del Pentagono e altri ministri USA. Altra falla disastrosa. Poi acqua, fiammiferi, power bank, carte da gioco, cosa c'è nel kit di sopravvivenza della commissaria UE? Anche questo un po' ha fatto il giro del mondo. Pensate a una commissaria UE, il kit, a parte già parlare di kit di sopravvivenza, si parla di guerra, c'è la questione atomica. Io credo che ci sia una leggerezza, un'approssimazione, una leggerezza spaventosa, paurosa, preoccupante perlomeno. E poi lo sapete, è stata ripresa, se non sbaglio, non so se Mascheroni, anche Gramellini stesso, che è della sua stessa parrocchia, però il kit di sopravvivenza prevede davvero le carte da gioco, il coltellino svizzero e altre cose di questo tipo che francamente sembra, ripeto, al bar, se qualcuno al bar avesse parlato come questa signora ha parlato, credo nel suo profilo Facebook, dalle mie parti, ma sta sita non sta a dir monae, così sarebbe stata apostrofata. Invece questa è commissaria europea. I laureati della domenica, ministero smentisce ministero clamoroso a sbugiardare la versione di Mara Elvira Calderone sulla regolarità della sua laurea alla Link Campus. Arriva il Ministero dell'Università guidato dalla forzista Bernini. Al momento del conseguimento laurea triennale, l'Università Link si configurava come istituzione straniera. I titoli emessi quindi non risultano all'anagrafe nazionale dei laureati. Allora, come ha fatto ad ottenere anche la magistrale? La retta a €1, il marito nel CDA, i doppi esami di domenica, tutto quello che non torna. La Cerenza, uno senza decenza. Il giornalista Alberto Gottardo pubblica le foto della Lamborghini verde fiammante di Davide La Cerenza e Stefania Nobile parcheggiata sul posto riservato ai disabili fuori dalla sede di Radio 24, dove i due erano invitati per partecipare alla zanzara. Sul cruscotto del veicolo c'era un pass disabili che permetteva alla Cerenza e alla Nobile di parcheggiare lì. Ma chi appartiene, alla Nobile o alla Cerenza? Chi è il disabile? E allora, con questa notizia emblematica dei tempi che stiamo vivendo, vi offriamo un'altra canzone, un'altra proposta musicale.
Eccoci, nuovo sempre in diretta. Allora, c'è un messaggio vostro. Di quanto la paghiamo questa idiota europea commissaria del pacchetto sopravvivenza per 72 ore? Vergogna, scrive Maurizio. L'inutile Franceschini con il nome della madre farebbe felici gli unici che fanno figli, gli islamici. Loro che le donne le venerano. Vergogna, mummia. Vai a lavorare in fabbrica. Maurizio, ti prego di non mancare di rispetto a chi lavora in fabbrica. Posso assicurarti che uno come Franceschini, adesso ve la racconto, siamo nella seconda metà degli anni '80, fabbriche del Triveneto, quelle dove, dicevo io all'epoca, si stava peggio che i negri prima di Lincoln. Non userei più il termine negri. Ecco, se uno come Franceschini veniva a lavorare, iniziava la mattina di solito il turno a giornata per chi iniziava, 8 a mezzogiorno e 2 le 6. Poi invece le ore diventavano 10 se non 12. Uno come Franceschini veniva lì alle 8, a mezzogiorno andava il capo e gli diceva: non serve che te torni, non serve che torni. Allora andiamo con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Lega Online è il sito, scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Firma anche tu per sostenere le forze dell'ordine e anche le proposte leghiste nel DDL sicurezza. E poi le feste della Lega, e poi iscriversi alla Lega è molto facile, si può fare versando 10 euro anche tramite PayPal, PayPal Post, almeno sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale vi verrà infine recapitato la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Se però di mezzo ci sono le poste italiane, io personalmente raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. L'atto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000. Questo è un redazionale della Lega, quindi noi con cuor felice vi indichiamo il D43. Nel tuo 2 per 1000 scrivi D43. D di Domodossola, a 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Non vi costa nulla, sono soldi dello Stato, ma noi possiamo dire allo Stato dove spenderli, senza spendere il becco di un quattrino, proprio gratis, gratis, gratis. Le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Questa sera il coordinatore Lega Giovani Luca Toccalini 22:45 dritto e rovescio Rete 4. Domani alle 8 ora antelucana, perché vi parla Agorà Rai 3 con il sottosegretario Claudio Durigon. Sabato invece l'europarlamentare Paolo Borchia lo potete vedere alle 10:05 punto Europa Rai 3. E quindi direi che per Segui la Lega abbiamo concluso. 14:31 Sassufi.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Semi, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo una tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico. Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare, favorire l'ispirazione, riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve prendere tutto l'anno con le tosse. Bronco Free è la soluzione ai nostri problemi. Io stavolta voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete trovarne anche su un flacone a 24 euro, in questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete, ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, ai nostri nipotini che accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci di nuovo in diretta. Facciamoci riconoscere, perché è del caso di Elena Maraga, la maestra sospesa perché di notte pubblicava immagini osè su OnlyFans, ha fatto parlare anche l'India. Facciamoci riconoscere. Allora, io ho fatto mettere a Sveva perché avevo programmato un brano da Pulp Fiction, perché oggi è il compleanno di Quentin Tarantino, avrei dovuto far mettere anche Bocca di Rosa, perché in un suo bel editoriale Matteo dice: e siamo rimasti ai tempi di Bocca di Rosa. Bocca di Rosa, celeberrima canzone di Fabrizio De André, che fu pubblicata per la prima volta nel 1967 in un'Italia puritana, bacchettona, beghina, codina, democristiana. Alla fin fine, gratta gratta, io magari davo la colpa alla Democrazia Cristiana, a un certo moralismo democattolico. In realtà forse gli italiani un po' sono fatti veramente così, perché abbiamo visto i sepolcri imbiancati, i moralisti venire fuori a 58 anni di distanza. Sembrano veramente, come ha scritto Matteo, i protagonisti di quella canzone. L'hai proprio azzeccata. Bentornato ai nostri microfoni, grazie di essere qui con noi. Matteo Feist, direttore del detonatore.it. Facciamo esplodere la banalità. Buongiorno a tutti. Allora, da dove cominciamo in questa storia di ipocrisie, di pruriti, di tanti fattori che mostrano un'Italia che non è mai cambiata? Mostrano un'Italia che non è mai cambiata e io lo vedo da giorni dagli insulti che ricevo sulla mia pagina Facebook per aver difeso la maestra della scuola materna. Tutti quanti o quasi mi danno addosso dicendomi che insomma, ma sono uno sconsiderato, non tengo conto del fatto che questa donna esercita la sua attività di insegnante alla materna in una scuola cattolica. È inutile continuare a sottolineare con questo popolo così democristiano che questa scuola cattolica fa lavorare una persona con una retribuzione indegna
di 1.200 euro al mese e poi pretende anche l'irreprensibilità della sua vita da parte di questa, cosa che mi sembra francamente ridicola. Ma ricostruiamo la vicenda dal principio. Avviene che questa maestra materna, della scuola materna, tale Elena Magna, a quanto risulta svolgeva parallelamente alla sua attività in questa scuola cattolica anche quella di content creator, come li si chiama oggi, cioè creatori di contenuti su Instagram, e su questa pagina Instagram segnalava anche i suoi contenuti in vendita su OnlyFans. OnlyFans, per chi non lo sapesse, è sostanzialmente una piattaforma privata a cui si accede a mezzo di abbonamento, si sceglie ovviamente chi seguire, si paga un abbonamento per fare questo e si ha accesso a tutta una serie di contenuti, diciamo così, di natura altamente erotica. Di solito vi pubblicano pornostar o altre ragazze che decidono così di mettersi in mostra e di guadagnare qualche soldino. In realtà, a quel che a me risulta dalle ultime indagini, la maggior parte non arriva a 150 euro al mese, vorrei dirlo. Quindi tutti questi guadagni facili che si denunciano sono fondamentalmente una balla. Poi qualcuna di quelle famose fa anche qualche cifra ragguardevole, le altre si prendono le briciole, come di solito sempre avviene in questi settori qui. Ma a quanto pare il fatto che questa donna avesse un suo account privato in cui vendeva delle foto che poi si possono reperire, non ve lo devo spiegare io a voi giovanotti già cresciuti, che questi contenuti sono facilmente reperibili su internet, io li ho visti, sono foto di una ragazza in mutandine fondamentalmente, niente di più, niente di meno di quel che si può vedere in una qualsiasi spiaggia lungo tutte le coste d'Italia, ecco, niente di più. Ma tutto ciò ha attirato l'attenzione dei moralisti a lei vicini del paesello, che sono andati a denunciare la cosa alla direttrice, la quale ha gridato allo scandalo, ha detto no, ma il ruolo della maestra è incompatibile con quello. Allora, sicuramente la posizione di questo insegnante, come dire, è particolarmente sensibile, ciò non si può dubitare, però è altresì vero che c'è stata una petizione a suo favore da parte delle madri, le quali hanno detto no, era una brava maestra, non ha fatto nulla di male durante l'orario di insegnamento, e io mi concentrerei su questo aspetto qui. Cioè, in realtà questa donna non è stata ripresa, non è stata denunciata per manchevolezze durante la sua attività di insegnante, ma semplicemente per comportamenti trasversali che aveva nella sua vita e di cui comunque non si riscontra alcuna ricaduta durante il lavoro principale, durante la sua mansione principale. Quindi sostanzialmente non vedo il problema. Io quello che invitavo a fare ai lettori era riflettere su questo, che il vero scandalo è che una maestra di scuola materna, una donna single e quindi senza alcun altro introito in famiglia, sia costretta a ricorrere a una variazione sul più vecchio mestiere al mondo per fare i soldi per poter campare. Ecco, questo io lo trovo veramente scandaloso. Come trovo scandaloso che alla fine, ecco, qualcuno abbia scoperto che cosa faceva la maestra. Che qualcuno l'abbia scoperto significa che sono andati a indagare, significa che sono andati a scavare nel suo privato e qualcuno inevitabilmente abbia scavato troppo in fondo fin tanto da farsi l'abbonamento e vedere che cosa c'era all'interno di queste pagine private, ribadisco, che non sono pagine pubbliche. Non era il suo account Instagram semplicemente, era un account che già di per sé è noto, dà accesso a una serie di contenuti che sono strettamente privati. Quindi qualcuno aveva indagato, qualcuno conosceva, qualcuno sapeva, qualcuno pagava
per avere accesso a quei contenuti. Già questo dovrebbe farci riflettere su un'ipocrisia tutta italiana, per cui la morale deve sempre pesare sugli altri, mai su di noi. Sicuramente, come posso dire, non è da sbandierare che una maestra faccia certe cose, ma neppure che un buon padre di famiglia si intrattenga in un certo modo. Ecco, diciamo che io tendenzialmente avrei adottato un approccio un po' più tollerante, diciamo, sì, gli altri fanno qualcosa che non ci piace, ma siccome lo facciamo anche noi è meglio lasciar correre, considerato che questi contenuti non presentavano alcun aspetto così peculiare, non vi era violenza, non vi era coercizione, non vi era nessuno che fosse sottoposto contro la sua volontà delle pratiche abominevoli, ecco, direi semplicemente questo. La situazione sicuro ripete quella già descritta da De André allora quasi 60 anni fa in Bocca di Rosa. Vedo una realtà sullo sfondo proprio pre-politica, di cattocomunismo, perché qui allora fa scandalo che esibisca il proprio corpo per dei soldi, però il fatto che percepisca uno stipendio molto basso potenzialmente giustificherebbe una maestra a fare tutto quello che vuole. Poi io mi chiedo, ma se una giovane donna avvenente prova non so se prova a piacere, ma trae giovamento dall'esibizione del proprio corpo, siamo proprio davanti a tutto questo scandalo, cioè sinceramente a me non sembra abbia fatto nulla di male, non penso che la bellezza anche quando esibita debba essere fustigata in questa maniera. E poi quello che dicevi tu, se lei non è degna di fare la maestra perché esibisce il proprio corpo, quei padri che sono andati a cercarlo quel corpo su OnlyFans non sono degni di fare il padre. Questo è... Però vedo c'è un moralismo di andata e di ritorno, cioè non trovo, ma poi non esibiva, voglio sottolineare questo aspetto, io quelle foto le ho viste come le hanno viste tanti altri italiani, non mi hanno scandalizzato, ripeto, io al mare, come avrete capito io sto in Sardegna, la spiaggia ce l'ho più o meno, la prima spiaggia ce l'ho più o meno a mezz'ora di cammino e vi garantisco che non vedo niente di più, niente di meno di quel che si vede in quelle foto. Non faccio nomi perché non faccio pubblicità, se vogliono usare, c'è una marca di abbigliamento intimo per donne che pubblica molto sui grandi giornali, Corriere, Yamamai, dai, dove puoi vedere foto che francamente sono più o meno dello stesso tenore, insomma. Se questa maestra avesse fatto la pubblicità per Yamamai avrebbe pubblicato foto del genere, ma nessuno l'avrebbe detto niente, anzi probabilmente la scuola cattolica avrebbe detto ma guarda, abbiamo anche un'importante modella che insegna. Esattamente. Adesso. E poi sottolineiamo quest'altro aspetto, come tu accennavi giustamente. In questa Italia che resta nella sua essenza un paese cattocomunista, il problema, come abbiamo visto, non è che la maestra guadagni poco, sono gli eventuali guadagni accessori, come dire, che non sono pagati a caro prezzo. Se fosse venuto fuori che la maestra, per avere qualche centinaio di euro extra, alla sera andava a lavare le scale dei palazzi, a spaccarsi la schiena così, oppure a far la cameriera, avrebbero tutti detto ma guardate che brava donna che si sacrifica, se poi l'avesse fatto per la famiglia, insomma, le avrebbero come minimo dato una medaglia d'onore, il Presidente della Repubblica. Al contrario, qui il problema è l'eventualità di guadagni accessori facili, cioè ma guarda questa con 2 fotine si fa più soldi che ad andare a lavorare. Il problema è sempre il solito problema italiano che denunciava già Montanelli molto bene quando diceva se in Italia tu vedi uno passare con la Ferrari, il tuo problema non è pensare di come fartela anche tu, ma di bucargli le gomme.
Perché, oddio, quello è ricco, c'ha i soldi. Il problema è sempre lo stesso, a prescindere dal fatto che io, perdonatemi, ma onestamente e per i dati che ho io alla mano, dubito fortemente che questa maestra faccia anche 200 euro al mese, sinceramente, anche perché su internet è pieno di foto di donne anche molto migliori di lei, onestamente, e che si possono, come dire, visionare gratuitamente. Io dubito quindi che lei faccia tutti questi soldi, ma anche ammesso, il problema è che guadagni. In Italia è sempre il solito dramma. C'è qualcuno che guadagna senza lavorare quanto me. In Italia il principio cardine è mal comune mezzo gaudio. Il problema invece è se tu guadagni più di me, se fai anche 100 euro più di me. È tutto lì il fatto. Nessuno si sarebbe indignato sapendo che questa donna faceva la cameriera la sera in un ristorante, peraltro sottraendo energie che avrebbe dovuto conservare per lavorare la mattina dopo alla scuola materna. In questo caso sì, sottraendone anche molte di energie da quelle che le potevano invece servire per il suo lavoro principale. Ma nessuno per quello si sarebbe indignato, nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Il problema è guadagnare facilmente in Italia. Questo gli italiani non lo possono sopportare. È tutto lì il punto. Non è altro il fatto. Ed è questo che dovrebbe farci riflettere sull'antropologia degli italiani. Da noi il paese non va avanti anche per questo, perché tu sei scoraggiato nell'idea di fare soldi, di guadagnare, di produrre, perché se produci, se guadagni e se, santo cielo, non lo fai spaccandoti la schiena, sei immorale. Questo è un paese terrificante da questo punto di vista, perché guadagnare soldi, guadagnarne tanti, è peccato, è un paese catto comunista. Il denaro è lo sterco del demonio. È l'unico lavoro che è da lodare, è il lavoro in cui ti rompi la schiena, non quello in cui fai veramente soldi, cioè a mezzo dei servizi, non a mezzo della fatica bruta, della schiavitù. In sintesi, possiamo dire che forse il vero male diffuso, comune, endemico, radicato negli italiani si chiama invidia. Ah, ma decisamente. Questo è un male portante, oserei dire, dell'antropologia italiana. È un male anche che non ha latitudini, da quello che posso capire io, certe volte mi sembra che sia più diffuso al nord-est, da dove vengo io, però da quello che ho capito lo trovi dappertutto, molto radicato, molto pesante. Certamente è meno diffuso, per esempio, è molto meno diffuso in America. In America, quando tu vedi qualcuno che sta bene, pensi di imitarlo, non pensi che sia un disgraziato. Qui da noi, se tu vedi uno col Mercedes da 80.000 euro, pensi che sia un ladro, pensi che quei soldi del Mercedes non li abbia messi in circolo favorendo l'economia, pensi che li abbia sottratti a te. E questo è il punto fondamentale Difatti, che bisognerebbe ridiscutere. Invece bisogna considerare che chi soldi ce li ha e li spende muove l'economia, dà lavoro, e questo è il punto. Possiamo anche dire appunto che questo ne abbiamo la controprova a livello proprio, io uso certe volte spesso la parola empirico, generalmente nei luoghi di lavoro, che sia la fabbrica, l'ufficio, fai fatica a dire quanti soldi prendi, no? Perché magari se hai un ruolo, anche in fabbrica, magari hai un'anzianità, una specializzazione, prendi qualcosa in più, non lo dici perché sai che saresti invidiato. Mentre l'avevo visto con i miei occhi, un professionista un po' di anni fa, ma mi era stato detto che era piuttosto diffuso, un professionista negli Stati Uniti ha il biglietto da visita con quanti soldi ha dichiarato di guadagno, perché quello è la misura del suo valore. Infatti, scusa, chiudo, ti ricordi quando si era parlato della trasparenza, di pubblicare i soldi che prendono anche i divi televisivi pagati dalla Rai, eccetera, eccetera? Ti saluto, non è venuto fuori niente.
Ma infatti, se andate a vedere, se vi capita di leggere sui social, uno dei commenti tipici degli italiani quando si tratta di Trump, ed è la critica più stupida che si può fare a Donald Trump, è proprio questa: ma come fanno gli americani che non sono ricchi come Donald Trump a votare un tycoon come lui? Perché votano uno più ricco di loro? Chiedono sempre gli italiani. Perché gli americani sperano, tutti gli americani che hanno votato Trump, sperano di diventare come lui o quantomeno di migliorare la propria condizione. Non invidiano Trump, non pensano che Trump gli abbia rubato i soldi. Ecco la differenza di prospettiva. L'americano cerca di costruire qualcosa, cerca di ragionare in grande, non cerca di portare chi sta in alto alla sua condizione di miseria. E questa è la differenza con la nostra mentalità cattocomunista, invece. E chiudo riportando anche un'altra informazione, sottopongo alla tua attenzione, che si tratti di un sentimento pre-politico, lo dimostra il fatto che i giornali locali, quelli un po' più spostati a sinistra, così come quelli un po' più spostati al centro, così come quelli un po' più spostati a destra, non vedono l'ora che arrivi la fine dell'anno per pubblicare i redditi dei politici. Ed è anche, sono anche le pagine più lette nei corridoi delle sezioni politiche, ma anche nei bar. Guarda quanto prende questo, guarda, mamma mia, quanti soldi prende! È proprio, posso testimoniarlo perché l'ho visto dalle mie parti nel Triveneto, e poi spostandomi in Lombardia l'ho visto. Insomma, al nord non conosco bene i giornali del sud, li conosco molto meno, ma i giornali locali del nord hanno tutti questo momento magico, la pubblicazione dei redditi dei politici, anche dei consiglieri regionali, dei parlamentari, forse addirittura dei consiglieri comunali, quelli non mi sembra. E questo è l'esibizione dell'invidia. Ma certamente, ma perché nessuno invece si chiede la cosa fondamentale, cioè il problema non è quanto ha preso, ma lui ha fatto il suo lavoro. Come nel caso della maestra, il punto non è tanto quello che lei fa fuori dall'attività lavorativa, il punto è lei il suo lavoro, la sua mansione, la svolge nel migliore dei modi possibili, o abbiamo qualcosa per cui recriminare rispetto alla sua attività? Perché questo è il punto. Non mi importa nulla, il politico potrebbe prendere anche il triplo di quello che già prende. Se facesse il suo lavoro, se lo facesse bene, d'accordo? Se riuscisse anche solo a realizzare tutti i progetti che potrebbe realizzare con i finanziamenti europei, invece di fare come avviene di solito, che non hanno neanche la competenza per riuscire a leggere un bando europeo e realizzare certi progetti, beh, io sarei contento di darglieli quei soldi. Il problema invece sarebbe anche se prende 1.000 euro ma non realizza niente di quello che dovrebbe fare. E quello è il vero problema. Il problema è non fare il proprio lavoro, non impegnarsi. Non è prendere i soldi. Prendere i soldi ci sta, va benissimo che una persona voglia guadagnare. Voler guadagnare, questa è la mentalità che bisogna far passare in Italia. È lecito, è sacrosanto, perché il denaro è la misura del nostro valore. La retribuzione che riceviamo è quello, la misura del nostro valore, ed è giusto guadagnare se si vale. Ma come si ricordava ieri, in Italia vige ancora il denaro sterco del diavolo. Un'ultimissima cosa, abbiamo un minuto. Una curiosità mia: gli italiani sono invidiosi loro per natura, o il fatto che gli italiani siano impiccioni, cioè dediti a farsi i cazzi degli altri, che poi li porta, facendo comparazioni, a diventare invidiosi? Domanda inutile naturalmente, ma una curiosità che mi è nata mentre parlavamo. Io credo che gli italiani abbiano troppo il vizio di guardare in casa del vicino e abbiano poca propensione a guardare in casa propria. C'è una bella massima di un uomo che non amo granché, Jordan Peterson, quello psicologo americano,
che però secondo me dovreste conoscere e su cui dovreste tutti quanti riflettere. Non puoi salvare il mondo se non sei in grado prima di tutto di mettere ordine nella tua camera. Ecco, io credo che gli italiani non riescano prima di tutto a mettere ordine nella propria camera e pensino sempre al mondo fuori dalla loro dimora. Questo. Certo. Allora, siamo alla conclusione. Grazie a Matteo Feist, direttore del dottonatore.it. Facciamo esplodere la banalità. Grazie e risentirci a presto. Grazie a voi, a prestissimo. Allora, andiamo alle conclusioni, togliamo la condivisione. Perfetto. Allora, sono gli ultimi. Roberto Di Stefano su Instagram, cosa ne pensi? Un ascoltatore ci gira su WhatsApp, però non facciamo in tempo a mandarlo. C'è una telefonata, ultimissima, abbiamo proprio pochi istanti, però è caduta. Speriamo non si sia fatta male. Vediamo aggiornamenti. Affonda un sommergibile turistico nel Mar Rosso, almeno 6 morti e 9 feriti. E poi Macron, Mosca finge di negoziare, avanti con le sanzioni, non c'è unanimità sull'invio di soldati. Perfetto, allora chiudiamo con bocca di rosa. Grazie a Sveva e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.